domani l'autopsia sui corpi dei fratelli Rosita e Mauro Dal Corso, trovati nell'auto inabissata nel fiume Assilea. La procura ha aperto un fascicolo senza indagati e ipotesi di reato. A Mirano, in via Dante, dove i fratelli Dal Corso vivevano con la madre anziana, si piange la scomparsa della famiglia. Il cordoglio del sindaco, una testimonianza d'amore. A Padova, funerali di Stato dei 3 carabinieri uccisi a Casteldazzano. Minuto di silenzio nelle scuole, in migliaia alle esequie nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Oggi a Venezia lo sciopero degli orchestrali della Fenice, che chiedono la revoca della nomina di Beatrice Venezia, direttrice musicale del teatro. Contrasto ai borseggiatori, 2 trentenni arrestati in flagranza dai carabinieri in Borghese mentre rubavano il portafoglio ad una turista distratta, sono stati arrestati. Trovare una casa in affitto per i residenti in comune di Venezia sta diventando un problema anche in terraferma. La rete solidale per la casa lancia una serie di richieste. Buonasera, ben ritrovata edizione veneziana dei nostri telegiornali. Dunque l'avete sentito dai titoli, in primo piano la cronaca, giallo del Sile, domani l'autopsia sui corpi dei fratelli Rosita e Mauro Dal Corso, 55 e 52 anni, trovati nell'auto inabissata nel fiume a Silea. La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo senza indagati né ipotesi di reato. Il pubblico ministero Anna Ortica ha disposto l'autopsia sui corpi dei 2 fratelli Rosita e Mauro Dal Corso, trovati in auto nel fiume di fronte al ristorante Danea a Silea. In zona, vigili del fuoco e carabinieri. L'elicottero arrivato nel pomeriggio si era posizionato proprio dove l'auto si era inabissata, come ci racconta questo cittadino. Qua sopra sono stati fermi parecchio in overing, fermi sopra il Sile a controllare tutto quanto, con ovviamente tutti gli uomini fuori. Da quel momento, spostato l'elicottero, saranno arrivati 6-7 camionette dei pompieri, i carabinieri hanno bloccato la strada ed è arrivato l'autogru. Poi le operazioni di recupero, i corpi dei 2 fratelli trovati all'interno dell'abitacolo, a guidare sicuramente la donna, unica ad avere la patente. Tutte le porte e i finestrini chiusi, ma il bagagliaio era aperto. L'anziana era seduta come passeggero, non aveva le cinture di sicurezza e sarebbe stata sbalzata fuori dopo il violento urto in acqua. Poi la corrente avrebbe trascinato il corpo nel punto in cui è stato trovato qualche giorno fa a Meolo. Non sarebbe morta per annegamento, ma dagli accertamenti forse a causare il decesso un infarto o deceduta per effetto dell'impatto dell'auto con l'acqua. Una zona frequentata di giorno ma di notte piuttosto isolata, con poche abitazioni. L'auto è volata nel fiume molto probabilmente di notte. Visto come dove era la macchina, perché era quasi in centro Sile, probabilmente si sono lanciati da questa strada per andare fuori. Ma uno non ci fa mai caso, perché la gente che è qua, oppure i ragazzi che frequentano il bar, tante volte vengono qua dietro a girarsi con la macchina, quindi uno non ci fa caso. Può essere accaduto però solo di notte, perché sennò di giorno si sarebbe visto. In queste ore i carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di ricostruire questa tragedia della disperazione. Tutti e 3 avevano deciso di farla finita. Quando sarebbe morta l'anziana mamma? Domande che per ora non trovano risposta. L'unica certezza è che sono arrivati tutti e 3 insieme in questa zona che conoscevano, come confermerebbero alcune immagini riprese da un targa system. Poi la drammatica decisione. E a Mirano, in via Dante, dove i fratelli Dal Corso vivevano con la madre anziana, si piange la morte dei 3 al bar dove Mauro andava ogni mattina. Il dolore dei titolari la mattina presto ci aiutava a portare fuori i tavoli. Ci mancherà molto. Il cordoglio del sindaco, una testimonianza d'amore. Sempre nobile, offriva la bene a tutti. Noi ai 39 anni che siamo qua, però ci manca tanto. Ci manca la presenza e la bontà.
Disponibile, simpatico, gentile. Evelina e Gianni, proprietari del bar Evelyn di Via Dante a Milano, ricordano così Mauro Dal Corso, sconvolti dalla notizia della sua morte. Ritrovato nell'auto, cinture allacciate, nel sedile del passeggero dell'auto della sorella. La Renault Captur ripescata dal Sile. Il suo corpo accanto a Rosita alla guida del mezzo. 55 anni lei, 52 lui, erano scomparsi da giorni, così come la madre, Maria Bovo, 77 anni, il cui corpo è riemerso dalle acque del Sile soltanto pochi giorni fa. Un buon ragazzo, sì, no? Si comportava sempre bene, mi piaceva venire sempre qua perché noi li abbiamo tutti quelli che sono. Siamo un po' scossi, scusa, ma. No, li abbiamo sempre trattati bene, diciamo, anche se erano ragazzi che avevano dal cime di queste cose qua. Però diciamo gli piaceva venire, lei gli faceva i toast, gli faceva tutte quelle cose che loro piacevano molto e venivano qui. A mettere fuori i tavoli. Sì, ci davano una mano. Ci davano mano, quando veniva ci aspettava e si portava fuori i tavoli. Una famiglia che dopo la morte del padre aveva passato alcune difficoltà e Rosita aveva deciso di dedicarsi alle cure della madre anziana. Siamo persone che riconoscono l'importanza della famiglia come valore assoluto e la cosa più importante della vita, del vivere quotidiano in armonia e comprensione tra noi, scriveva Rosita nel 2023 su Facebook. Siamo una buona famiglia, vogliamo restare vicini e prenderci cura della mamma, scriveva. Purtroppo, continua il lungo post, succede di non riuscire a difendersi dalle cattiverie altrui. Rosita infatti in questi anni si era sacrificata per accudire la madre e il fratello, seguito dal centro di salute mentale di Milano. Dopo la notizia della morte tragica, le cui dinamiche sono ancora tutte da ricostruire, nella palazzina di Via Dante dove vivevano i tre nessuno vuole parlare. Guardi, non faccio nessun commento. Resta il giallo dunque sulle motivazioni che avrebbero spinto Rosita Dal Corso e il fratello Mauro a compiere il gesto estremo. Sarà solo l'autopsia a rivelare la verità. Ciò che si sa è che la presenza di Mauro in paese mancherà. Tanto. Vi immaginavate una cosa così? No. Noi abbiamo conosciuto la mamma, la sorella, tutti quanti. Ultimamente non abbiamo più visto la mamma e la sorella, però diciamo avevamo notizie sempre da parte di Mauro che ci diceva che stavano bene, che si comportavano bene. La mamma stava bene, sua sorella Quel giorno là dovevano andare a mangiare fuori, mi aveva detto, era contento di andare a mangiare fuori insieme. E a Padova i funerali di Stato dei 3 carabinieri uccisi a Casteldazzano, minuto di silenzio nelle scuole, in migliaia all'esequie nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Noi ci colleghiamo subito con la nostra inviata Valentina Visentini insieme a Simone Squarcina. Valentina, buonasera. Sì, buonasera. È stata tutta l'Italia, non solo Padova, a essersi stretta attorno alle famiglie dei 3 carabinieri uccisi nella strage di Casteldazzano. Ricordiamo i loro nomi: il sottotenente Marco Pifferi in forza alle squadre SOS del battaglione di Mestre e il maresciallo Valerio Dapprà e l'appuntato Davide Bernardello in forza alle API, le aliquote di pronto intervento di Padova, impegnati in un'operazione. Sono morti martedì a Casteldazzano. Tanta commozione oggi, migliaia di persone qui per i funerali di Stato, 1200 solo all'interno della Basilica, funerali a cui hanno preso parte le massime cariche dello Stato. Abbiamo visto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella abbracciare i familiari dei 3 militari, la Premier Giorgia Meloni visibilmente commossa, tanti ministri del suo governo, il Ministro della Difesa Crosetto, degli esteri italiani, dell'interno Piantedosi, il ministro Salvini, il ministro della giustizia Nordio, la ministra Bernini e i ministri Musumeci e Abodi. Ma era tanta la gente qui, non solo in Prato della Valle, ma anche questa mattina all'apertura della Camera Ardente dove al comando provinciale di Padova, dove c'erano i feretri dei 3 militari che sono arrivati qui alle 4 del pomeriggio per i funerali di Stato con il picchetto d'onore interforze. Il momento di grande commozione vissuto questo pomeriggio, quando i 3 feretri, accompagnati anche da un applauso della gente, hanno fatto l'ingresso nel sagrato della Basilica di Santa Giustina e poi sono entrati per i funerali. Applausi che poi hanno accompagnato anche
l'uscita delle 3 bare dei 3 carabinieri dell'Arma. Tanta l'emozione e tanta anche la gratitudine che la gente ha voluto dimostrare a questi 3 carabinieri morti in servizio. La linea può tornare allo studio. Grazie davvero a Valentina Visentin e Simone Squarcina. Noi torniamo a Venezia perché oggi c'è stato lo sciopero degli orchestrali della Fenice che chiedono la revoca della nomina di Beatrice Venezia, direttrice musicale del teatro, ma ci racconta tutto il nostro Lorenzo Maiero. Lorenzo, buonasera. Buonasera Daniela, a te e ai nostri telespettatori. Vi parliamo qui da Campo Sant'Angelo, nel cuore della città di Venezia. Si è appena da pochi minuti conclusa questa che i lavoratori hanno chiamato giustamente un'assemblea, ma un'assemblea che ha avuto una grandissima partecipazione di popolo e di persone, di residenti, ma di amanti della Fenice, del mondo della cultura. 1 migliaio a spanne le persone che hanno letteralmente invaso pacificamente questo campo veneziano e la posizione è stata molto chiara. La serata ha alternato gli interventi dei sindacalisti, dei rappresentanti dei lavoratori, del mondo della cultura. Ha parlato Ottavia Piccolo, hanno parlato coloro che vivono quotidianamente le vicende del teatro e oltre a questi interventi dal podio c'è stata soprattutto l'esibizione del coro, degli orchestrali, degli violoncellisti della Fenice, una atmosfera davvero straordinaria perché è stato una sorta di concerto regalato, come hanno spiegato i responsabili dell'iniziativa in apertura. I musicisti hanno voluto donare questo loro concerto gratuitamente, rinunciando a ogni cachet e in contemporanea, in concomitanza con lo sciopero. Erano decenni che non veniva annullata la prima della Fenice. La posizione qui di coloro che hanno parlato dal palco, dal microfono, è molto chiara. Viene chiesta la revoca del sovrintendente Colabianchi e viene contestata pesantemente la nomina della direttrice musicale Beatrice Venezia. Beatrice Venezia, che lo ricordiamo, dovrebbe entrare in carica, secondo la nomina del Ministero, a ottobre 2026, quindi ci sarà ancora un anno prima che il suo ruolo sia effettivo, ma come sappiamo una direzione artistica musicale si deve muovere per tempo per poi predisporre il cartellone e tutta la programmazione, per cui è chiaro che la sollecitazione, la mobilitazione parte da ora. I sindacati, i lavoratori hanno contestato sia soprattutto il metodo di questa scelta, dicendo di non essere stati coinvolti dal sovrintendente, non c'è stata alcuna condivisione, e anche molti il merito poi di questa designazione, di questa scelta. Quello che appare è che ci sarà, se non ci sarà un passo indietro da parte della direzione, un muro contro muro, perché i lavoratori della Fenice hanno detto di voler andare avanti. Se non hai domande dallo studio, ti restituirei la linea. Grazie davvero a Lorenzo Maier. Noi continuiamo questo telegiornale con la cronaca. Contrasto ai borseggiatori, 2020 arrestati in flagranza dai carabinieri in Borghese. Si sono avvicinati ad una turista che, distratta, non ha notato che le stavano rubando il portafoglio. Insieme a loro una terza complice, presto fuggita portando con sé il portavalori rubato. Al suo interno contanti e documenti. Il fatto in campo San Filippo e Giacomo. I 2 uomini, un 36enne e un 38enne di origine straniera, volti già noti ai carabinieri, sono stati pizzicati in flagranza dai militari dell'Arma che erano in pattugliamento antiborseggio in Borghese. I 2 sono stati dunque arrestati in flagranza di reato e accusati di furto aggravato in concorso. Non si ferma dunque il lavoro delle forze dell'ordine per contrastare furti e borseggi in città. Tuttora in corso da parte dei carabinieri accertamenti volti all'identificazione della complice. A seguito dell'udienza di convalida, i 2 uomini sono stati sottoposti alla misura cautelare del divieto di dimora del Comune di Venezia.
La perizia del medico legale depositata dalla Procura evidenzia una correlazione tra l'investimento di un pensionato lidense e la sua morte a distanza di qualche settimana. Stava attraversando la strada in pieno giorno in via Sandro Gallo Rido di Venezia sulle strisce pedonali all'altezza delle case Incis vicino alla rotonda del Gallopatoio quando, il 6 maggio scorso, Raul De Osti, pensionato 78enne operatore turistico veneziano, veniva investito da un SUV che lo gettava facendolo volare a terra, procurandogli la frattura del malleolo e ad una costola. Pareva un incidente con ferite lievi e sempre ortopediche, l'uomo è sempre rimasto cosciente anche durante i soccorsi, invece la perizia medico-legale chiesta dalla Procura di Venezia ha stabilito che vi è una correlazione tra l'investimento dell'uomo e la sua morte sopraggiunta improvvisamente a distanza di qualche settimana, il 28 maggio. Al termine degli accertamenti tecnici non ripetibili di natura autoptica, disposti dal pubblico ministero della Procura veneziana, dottoressa Anna Andreatta, il consulente della Procura, professor Claudio Terranova, ha concluso per la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'incidente stradale ed il decesso del signor De Osti. Si è trattato di un tragico incidente con conseguenze fatali che hanno gettato nel dolore i familiari del signor De Osti. A questo punto auspichiamo che si possa addivenire ad un equo accordo risarcitorio con la compagnia di assicurazioni garante. Trovare un appartamento in affitto per i residenti in Comune di Venezia sta diventando un problema. Anche in terraferma la rete solidale per la casa lancia una serie di richieste. Sia per quanto riguarda il centro storico, per quanto riguarda le isole, ma anche per quanto riguarda la terraferma. Ormai è diventato difficile, se non impossibile, restare nel territorio comunale. In 50 anni il Comune di Venezia ha perso 120.000 abitanti, una città delle dimensioni di Vicenza, e l'esodo non è ancora finito. Al di là dei numeri ci sono anche le storie. Ad esempio quella di Carla, vive col figlio e da 6 mesi cerca una casa in affitto dopo essere stata sfrattata da un appartamento di 45 metri quadri che diventerà una locazione turistica. È veramente impossibile, sia da un punto di vista anche economico, perché le poche che ho trovato in 6 mesi sono state 2 e viaggiano su una cifra di 2.000 euro, 1.500 euro al mese. Per il resto non si trova assolutamente niente. Paola invece vive in un appartamento pubblico di 40 metri quadri col marito disabile, un appartamento con una particolarità sconvolgente. Succedeva che salivano le fogne in casa mia al primo piano di 40 metri quadri, invadendo tutta quanta la casa di fogna che rimaneva per 10 giorni e per cui un disagio non da poco. La questione fognaria è stata risolta, anche se la casa porta ancora addosso i retaggi di 14 anni di problemi. Paolo e il marito sperano di andare a vivere altrove. Abbiamo tante case destinate ad affitti turistici quante case pubbliche che sono tuttora chiuse e su entrambe le questioni l'amministrazione non si sta attivando per risolvere i problemi. La rete solidale per la casa ha lanciato un piano per la tutela del diritto ad abitare a Venezia che verrà discusso martedì pomeriggio alla Scoletta dei Caligheri di San Tomà. L'invito naturalmente è esteso in primis alla Giunta, in primis, in secundis all'assessore Venturini, e poi le nostre assemblee sono sempre pubbliche e aperte a tutti. Intanto l'appartamento in cui Paola sperava di abitare col marito ha preso un'altra direzione. L'appartamento ERP l'hanno dato al patrimonio. Al patrimonio a sua volta cosa hanno fatto? Hanno fatto il magazzino della ludoteca, quindi lasciandomi a terra con tutto. Carla invece teme di dover prendere lei la direzione che prima hanno già preso decine di migliaia di veneziani. Io vorrei rimanere a Venezia, purtroppo non avendo possibilità di avere una locazione a uso residenziale probabilmente mi trasferirò in Friuli, anzi quasi sicuramente. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Io vi lascio alla sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Buona serata.